Eder. Mac. Pallister. La sera di martedì 14 dicembre 2021, Sebastiano Visintin denuncia in questura la scomparsa della moglie Liliana Resinovic. Riferisce che quella mattina, dopo la colazione delle 8, era uscito di casa e che lei lo aveva salutato dalla finestra, come sempre. Specifica che al momento dell'uscita Liliana indossava il pigiama, appariva serena e non c'erano state discussioni. Dice di essere rientrato all'ora di pranzo, di aver trovato la casa vuota e di essersi accorto che il telefono di Liliana era rimasto su un tavolino del soggiorno. Aggiunge di essersi preoccupato dalle 16. Alle 17:30 nota un messaggio dell'amica Gabriella Micheli, la contatta e, con lei e il compagno, formalizza la denuncia. In sede di denuncia descrive Liliana, circa 150 cm di altezza, 42 kg, capelli castani, occhi verdi. Riferisce assenza di patologie e di intenti suicidari. Precisa che non ha portato via denaro, che ha preso la borsa e ha chiuso la porta, quindi dovrebbe avere con sé le chiavi. Sottolinea che è la prima volta di un allontanamento così lungo senza avvisare. La mattina di mercoledì 15 dicembre Claudio Sterpin si presenta alla squadra mobile. Spiega di conoscere Liliana da oltre 40 anni e di avere da circa 4 mesi una relazione sentimentale con cadenza quasi esclusiva il martedì. Mattinate insieme, talvolta pranzo e visite ai parenti al cimitero. Riferisce che per martedì 14 dicembre Liliana gli aveva detto che alle 9 sarebbe passata al negozio Win 3 di via Battisti, che apre alle 9, per un'operazione sul telefono e poi sarebbe andata a casa sua. Aggiunge che tra le 8:15 dei martedì e dei mercoledì Visintin è solito uscire per recarsi in un laboratorio artigiano dove da pensionato affila coltelli. Il passaggio in zona Win 3 risulta ricostruito dal tracciamento del GPS dell'auto di Sterpin in sosta a pochi metri dal punto vendita e dalle celle del suo telefono che lo collocano nell'area. Sul fronte dei contatti, Sterpin riferisce di averle scritto alle 8:12 il consueto messaggio di buongiorno via WhatsApp e di non averla più sentita dopo l'avviso delle 9. Dice di aver chiamato dalla tarda mattina le 2 utenze di Liliana, una che termina in 8877 e l'altra in 7777, associate a 2 telefoni distinti. Intorno alle 14, chiamando 8877, sente rispondere una voce maschile che dice «Pronto, pronto» e chiude. Non la riconosce con certezza, ma ritiene possa essere Visintin. Si muove allora lungo via Giulia e via Verrocchio senza esito, poi coinvolge l'amico Salvatore Nasti, residente nello stesso stabile della coppia. Nel pomeriggio Nasti e la moglie Gabriella raggiungono Visintin. Secondo Sterpin, l'uomo era restio a formalizzare la denuncia, poi viene convinto a farlo. Sterpin indica riscontri esterni. Fine settimana programmato a Umago per sabato 18 e domenica 19 dicembre, data simbolica per i 40 anni dal primo incontro. Sede sportiva Marathon Trieste visitata più volte in giornata senza trovare nessuno, luogo di cui possiedono una coppia di chiavi. Autorizza infine l'acquisizione degli screenshot degli ultimi scambi e dei registri chiamate. Tra le immagini figura anche un inoltro ricevuto da Liliana su una notizia virale riguardante Corte Suprema e vaccinazione universale, commentata in dialetto come possibile fake, a conferma di contatti recentissimi. Un elemento tecnico interno all'abitazione emerge come decisivo. La posizione del telefono sul mobiletto può influire sensibilmente sulle ricostruzioni, anche in relazione alla copertura di cella. È attestato che nei primi 6 giorni successivi alla scomparsa alcuni arredi furono spostati, alterando la collocazione originaria dei dispositivi. Le attuali consulenze informatiche indicano che non si può escludere che la mattina del 14 il telefono di Liliana sia uscito fisicamente di casa, pur rimanendo sotto la medesima cella che copre l'abitazione. Capitolo apparati e tabulati, per come risultano agli atti. Visintin parla di un solo telefono dimenticato in salotto. Sterpin descrive 2 utenze su 2 apparecchi distinti. L'episodio della risposta maschile alle 14 su 8877 contrasta con l'idea di un dispositivo rimasto sul tavolino per tutto il giorno. Nella nota riassuntiva di un verbale risulta che, per la linea di Sterpin che termina in 7904, non risultano chiamate. Gli screenshot allegati mostrano invece liste di chiamate di martedì.
martedì 10:56, martedì 11:59, martedì 14:56, verso 8877 e 7777. La discrasia è registrata negli atti e viene ricondotta a differenze tra apparati linee utilizzate e alla possibile natura di alcune chiamate tramite applicazioni, nonché a differenti finestre di analisi. Profilo operativo e credibilità comparata. La pianificazione offerta da Sterpin è puntuale e controllabile. Win 3 alle 9, poi casa sua. Coerente con l'abitudine del martedì e con l'orario di uscita di Visintin. Trova riscontro in GPS veicolare e celle. La preoccupazione di Visintin, per sua stessa ammissione, scatta tardi, dopo le 16, malgrado l'esistenza di un appuntamento che, nel racconto di Sterpin, rendeva anomala l'assenza già dalla tarda mattina. Il quadro relazionale delineato da Visintin è piatto. Quello di Sterpin è denso di dettagli, luoghi e terzi. Gestione del telefono di Sterpin e recuperi dati. È documentato che il telefono di Sterpin presentò un problema software virus. Venne portato da un tecnico cinese che, senza autorizzazione, lo formattò per tentare di risolvere l'anomalia. Successivamente Sterpin si rivolse a un laboratorio a Udine. Tuttavia non trova conferma che lì siano stati recuperati i messaggi tra lui e Liliana. Tali messaggi risultano recuperati grazie al lavoro dei consulenti informatici di Sergio, i cui esiti sono confluiti negli atti. Sintesi delle contraddizioni principali attribuite a Visintin, per come emergono dagli atti. Telefonia, rappresentazione di un unico telefono sul tavolino, a fronte dell'uso di 2 utenze da parte di Liliana e della risposta maschile su 8877 nel primo pomeriggio. Scansione della mattina. Assenza di riferimenti a un appuntamento alle 9 al Win 3 e alla successiva visita da Sterpin, routine che l'altro test colloca come consolidata. Soglia d'allarme, attivazione tardiva della preoccupazione, nonostante nel racconto alternativo l'assenza fosse anomala già dalla tarda mattina. Collocazione interna del dispositivo. Spostamenti degli arredi nei primi 6 giorni e variabili indoor rendono fragile l'assunto del telefono fermo e immutato sul mobiletto. Conclusione. A indagini concluse sul perimetro documentale. Il confronto tra versioni mette al centro dispositivi, tempi e microluoghi. La narrazione di Sterpin risulta più dettagliata e riscontrata, anche tramite GPS e celle. Quella di Visintin appare generica, con omissioni e discrasie soprattutto sul tema dei telefoni. Il quadro che emerge accredita la maggiore credibilità di Sterpin e segnala contraddizioni nel racconto di Visintin, alla luce degli atti e delle consulenze informatiche, inclusa la vicenda del telefono di Sterpin, formattazione non autorizzata e successivo recupero messaggi ottenuto dai consulenti di Sergio. Io, come dice il signor Sterpin, la GoPro numero 7 non l'ho mai avuta. Io l'ho presa la 9, diciamo nel periodo natalizio, prenatalizio, all'inizio del mese di dicembre, forse qualche giorno prima quella. Perciò tutto quello che dice è frutto della sua fantasia. Ho analizzato l'immagine. La GoPro mostrata è una GoPro Hero 7 Black. Si riconosce per il display frontale rettangolare monocromatico tipico della Hero 7 Black, presente anche sulla Hero 8 ma con corpo diverso, più squadrato. La scritta GoPro bianca in basso a destra. Il design della lente e del frame che corrispondono proprio alla serie 7. La GoPro numero 7 non l'ho mai avuta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.